La patrie dal Friul. Si potrebbe dire che tutto ebbe inizio quando al patriarca di Aquileia, Sigeardo, venne concesso da parte dell'imperatore Enrico IV anche il potere temporale sul Friuli. Detto territorio avrà la denominazione di patria. Ciò deriva da patriarca, come la contea da conte e il ducato da duca. Nel 557 il vescovo di Aquileia Paolino I decise di staccarsi dalla Chiesa romana, provocando uno scisma e rifugiandosi a grado con tesori e reliquie. La scissione venne chiamata Scisma dei Tre Capitoli. Da allora i vescovi metropolitani, in riconoscimento dell'autorità vescovile, lo nominarono patriarca. I patriarchi ebbero la loro residenza in diversi abitati della diocesi. A Cormons tra il 610 ed il 737, a Forum Iuli, l'odierna Cividale del Friuli, ed infine dal 1238 ad Udine. Ma il titolo è sempre stato mantenuto nominalmente ad Aquileia. La loro corte comprendeva popoli di lingua ed etnie diverse, unendo il mondo latino con quello germanico e slavo. L'imperatore Carlo Magno, tra il 775 e il 776, aveva suddiviso il suo regno in ben 300 contee. I conti reggenti dovevano garantire le 3 TR, ovvero tributi, truppe e tribunali, necessari a mantenere il potere imperiale. Nei passaggi linguistici sul territorio, infatti, il nome Forum Iuli si trasformò in Friul. Con la sua conquista, nel 792, Carlo Magno il Grande nomina quale capitale orientale Forum Iuli, cambiando il nome in Civitas Austriae, ovvero Cividale del Friuli. L'incoronazione di Carlo Magno, da parte del Papa Leone III, la notte di Natale dell'800, è considerata la prima fase della storia del Sacro Romano Impero. Il Trattato di Verdun, nell'agosto dell'843, segnò la spartizione definitiva dell'impero carolingio, che venne così diviso in 3 parti: il regno dei Franchi occidentali, il regno dei Franchi orientali ed il regno d'Italia. Il Friuli faceva parte di quest'ultimo, guidato da re Ludovico II il Germanico. Inquadrato nel Ducato del Friuli, durante il regno longobardo, in seguito alla conquista da parte dei Franchi, il territorio friulano venne organizzato come Marca del Friuli. La denominazione Marca sta ad indicare una contea di confine. Nel 976 venne annessa al nuovo Ducato di Carinzia.
I patriarchi di Aquileia, che già dal 967 esercitavano l'autorità religiosa e temporale sul territorio, grazie alle donazioni da parte dell'imperatore Ottone I, nel 1077 ottennero anche l'investitura feudale sul Friuli, che mantennero fino al 1420. Il 3 aprile del 1077 è una data particolarmente significativa per la storia del Friuli. In questa giornata, infatti, l'imperatore Enrico IV, in considerazione del fatto che il patriarca Sigeardo di Beilstein fu l'unico a permettergli il passaggio sul territorio friulano, che gli consentiva di rientrare in Germania per riprendersi il suo regno, gli concesse, per la sua fedeltà al potere imperiale, la marca del Friuli. Nasce così lo Stato patriarcale chiamato in seguito Patrie dal Friuli. Questo avveniva quando Enrico IV rientrava da Canossa, dove si era recato per supplicare la revoca della scomunica inflittagli da Papa Gregorio VII. I successori di Sigeardo, che per lungo tempo furono tutti di origine germanica, consolidarono il potere temporale su un territorio che confinava a nord con le Alpi, a ovest con il Livenza, a est con il Timavo e a sud con il mare Adriatico. La sua nascita riunì, fino al XV secolo, molti altri territori in un unico organismo statuale, che per l'epoca raggiunse forme di organizzazione amministrativa e legislativa molto avanzate. Questo avvenne nonostante il mosaico linguistico, religioso e sociale che lo caratterizzava. L'attuale Cividale del Friuli sarà sede della Patria del Friuli fino al 1238, anno in cui il patriarca Bertoldo si trasferì ad Udine. Marquardo di Randec, patriarca dal 1365 al 1381, riunì tutte le leggi emanate dalla Constitutiones Patriae Friulii, ossia le leggi fondamentali della Patria del Friuli, e le pose a base della sua amministrazione. Fu proprio la lunga assenza del patriarca dalla sede aquileiese, dopo la morte di Gregorio di Montelongo, che consentì all'Assemblea di estendere le competenze esterne. Tale evento permise l'insediamento di quello che poi diventerà il Consiglio del Parlamento, affiancando così le più importanti decisioni patriarcali. La Patria dal Friul si impose come una delle più significative istituzioni politiche dell'Italia del tempo, dotandosi, fin dal XII secolo, di un Parlamento. La prima seduta si tenne il 6 luglio del 1231, il che ne fece uno dei parlamenti più antichi d'Europa, espressione massima della società friulana sotto il profilo istituzionale.
Tale organismo prevedeva una rappresentanza non solo dei nobili e del clero, ma anche dei comuni. Uno dei compiti principali del Parlamento era quello di decidere per la pace e per la guerra, fissando con precisione il numero dei soldati che ogni feudo o città doveva confermare. La vita di questa istituzione si protrasse per oltre 6 secoli. Il Parlamento rimase attivo anche sotto la dominazione veneziana, anche se, in parte, ridimensionato nei poteri. Era composto da 70 membri, detti voci, 13 i rappresentanti delle città e dei borghi, 12 rappresentanti il clero e 45 i rappresentanti della nobiltà feudale. La sua ultima riunione si svolse il 10 agosto 1805 e in seguito fu abolito da Napoleone Bonaparte. Dal Congresso di Vienna del 1815, la provincia del Friuli entrò a far parte del Regno Lombardo-Veneto. Successivamente, nel 1866, dopo la Terza Guerra d'Indipendenza, venne annessa al Regno d'Italia. Gorizia, invece, fino dal 1848, fu capitale della contea principesca di Gorizia e Gradisca, facendo parte dell'impero austriaco fino al 1918. Con il Trattato di pace dello stesso anno venivano assegnati tutti i territori orientali all'Italia, dando così al Friuli la sua identità storica e geografica. La Patrie dal Friul ha saputo mantenere e tramandare la lingua friulana con tutte le sue sfumature e contaminazioni. Aia, quanto andè? Non è bravura? Te va con gli occulti su sopra il troso. A passon. Quindi questa festa che si fa che è veramente bella, tutte le place da Tiarnia vanno in ta Croce di Giui, la Croce Mari das Iglesias. Questa è l'importante. Era in 600 da Esavera fa Silva, era in 600, sì, in 100 come si intro, non ci sono morti, la gioventù vai, lavora fuori, sta fuori. I nostri dialetti. Non c'è carino i nostri dialetti. Più impostato sulla AO, efficace, è fatto, effica un palo, sono andato a lavorare, siamo fuori a un cioccolao, che vuol essere il significato è parlare, nel senso, no? E questo è il dialetto, no, questo è a cioccolare grisana, ecco. Tle smo u Benečiju in San Francesco Kebaj. Živimo srednje u Gnjiduc, je majhna vas od naše općine, naš komun. Delam tle za kmečko zvezo, z naše kmetije tako. Cosa ti fa con le mani scarsela? Te godi che avevamo andare detto male. C'ho il supo il buiol della dic che nemo.
che una volta non si faceva tutto pisoi, anche il formaggio, la spoglia si faceva pisoi, la pigna che si faceva la spoglia, che non la chiamavano la pigna, era come un impresto rotondo col tappone che si metteva dentro il latte, dopo si faceva la bruma che sarebbe la panne, no? La bruma. Si metteva dentro la bruma e si macinava un quarto di ora e veniva fuori la spongia. La suzza punteva e veniva sempre una grande stalla con tanti bestie dentro e dopo avevano i stalli, dopo tenevano il fen e di estate l'avevano a fare il fen di ogni limons che scoglievano a fare i medis dopo per mettere il fen. Si faceva il Natale, Prindalan, Carnaval e si udava si un con l'altro. Una volta si lava fanon e dopo venivano a tornare udanus, era tanta unita si era, no come Allora, parlando della Bora, è una roba caratteristica di Trieste. Per noi siamo abituati e non ne fa niente. Però una volta che ero in piazza Goldoni, era una cinese che arriva un refugio e si è sentata per terra, terrorizzata. Poi un altro problema è quando fa molto freddo e la strada si iazza e dovevamo mettere gli iazzini sulle scarpe perché altrimenti si scivola. Le Madonne gli addetti al Sobru, quando tu metti le pignate sul fuoco, se non tu metti le covertorie insieme, le aghe non bol. Altra cosa importante sono le tradizioni che i nostri avi hanno saputo conservare e tramandare. Sono passati tanti anni da quando Don Francesco Placereani, noto anche come Precheco, decise di istituire
la Fieste da Patrie dal Friul. L'occasione furono i 900 anni dall'atto con il quale l'imperatore Enrico IV a Pavia, il 3 aprile del 1077, concedeva al patriarca di Aquileia il potere temporale sul Friuli e sanciva, in questo modo, la creazione di una istituzione che ha gettato le basi di una convivenza che per secoli ha unito popolazioni di origini friulane, slave e tedesche. Questa terra, incastonata tra mare e montagne, con una grande porta aperta verso nord, abitata da gente che, anche di fronte ad avversità e tragedie, ha saputo, con ostinazione, ingegno e laboriosità, riscattarsi e progredire, lasciando in eredità ai propri figli l'impegno a proseguire con la forza dei valori che da sempre li anima. Mandi.